per Siena-Vicenza. Sentiamo Livio Forma. Sì, c'è uno splendido sole qui a Siena con il termometro ampiamente sopra i 20 gradi, il terreno di gioco del Franchi è in ottime condizioni, circa 9.000 gli spettatori sugli spalti. Il Siena vuole continuare la propria corsa verso la Serie A diretta, incrementando con i 3 punti il vantaggio sul Novara fermato ieri sera 0-0 ad Empoli. Il Vicenza del canto suo punta a rimanere in zona playoff, uno squalificato oggi il capitano Vicentino Martinelli. Le formazioni: il Siena gioca con Coppola tra i pali, Vitiello, Rossettini terzi del Grosso in difesa, Brienza, Vergassola, Bolzoni e Sesto a centrocampo. Le punte sono Larrondo e Calaiò. Risponde il Vicenza con il portiere russo, i difensori Schiavi, Zanchi e Gianni, i centrocampisti Soligo, Morosini, Paro, Botta e Di Matteo. Le punte a Bruscato e Tulli. Dirige il signor Baracani di Firenze. Oggi avrà la collaborazione degli assistenti Conca di Roma e Fortarezza di Foggia. Corsini. La Varese, tranne un anno dove è Siena stato in vantaggio. Sestu, piatto sinistro da meno di 5 metri su un cross venuto dalla destra, ha messo il pallone rasoterra in rete, adesso si è tolta la maglia e esulta con i propri compagni. Cambia il risultato a Siena al 22esimo, il Siena passa in vantaggio sul Vicenza per 1-0, il gol di Sestu, Bisantis. 27 minuti e 20 secondi qui a Siena, il Siena in vantaggio per 1-0 al 22esimo, azione esemplare, cross dall'out di destra di Vitiello, rasoterra, palla che ha superato tutto lo specchio della porta, nell'area intasatissima, è intervenuto con un perfetto piattone di sinistro all'altezza dell'area piccola di rigore, ha messo il pallone in rete Sestu. Dunque Siena in vantaggio per 1-0 sul Vicenza che adesso cerca di reagire, lo fa in questo momento portandosi nella tre quarti campo avversaria. Di Matteo sull'out di sinistra, affrontato da Vitiello, vertice dell'area di rigore, parte un cross in area di rigore, c'è un tocco ancora per Botta, poi è Morosini che va a terra, l'arbitro dice che è tutto regolare, si dispera un po' l'allenatore del Vicenza Maran, si continua, fase un po' caotica, serie di batti e ribatti, sul pallone ancora i giocatori vicentini, Morosini mette un pallonetto in avanti, agganciato dal portiere del Siena Coppola. Bella partita direi, a dispetto delle condizioni atmosferiche piuttosto disagevoli, fa molto caldo qui a Siena. Vediamo adesso il portiere del Siena che indossa una divisa completamente gialla, che mette il pallone in gioco con le mani sulla sinistra servendo Del Grosso. 28 minuti e 30 secondi, Siena 1, Vicenza 0. Andiamo a Varese. Intanto il nostro cronometro, Cittadella sempre in vantaggio. Strepitoso gol di Sestu dal limite dell'area di rigore, una fiondata di destro, dunque doppietta per l'esterno del centrocampo del Siena al 36esimo. Siena 2, Vicenza 0, ancora Sestu, Tonino Raffa. Siamo quasi al 22esimo della ripresa, risultato invariato, Siena sempre in vantaggio per 2-0 sul Vicenza. Nel periodo non collegato 2 gli spunti di cronaca, un bel calcio di punizione di Calaiò deviato di pugno dal portiere del Vicenza Russo, e al 26esimo una rovesciata dell'attaccante vicentino a Bruscato, terminata lato. Adesso in avanti il Siena, il cross di Camatà, palla che supera tutto lo specchio della porta, stop di petto di Sestu, gran tiro, giornata eccezionale da parte dell'esterno del centrocampo del Siena, tiro diagonale al volo parato dal portiere vicentino Russo. Si gioca quasi costantemente in realtà nella metacampo del Siena che si limita a controllare gli attacchi del Vicenza, attacchi che finora però non sono riusciti a produrre azioni efficaci o quantomeno palle gol. Ancora il Vicenza, retropassaggio, dovrebbero portarsi in avanti i giocatori di Marani, invece continuano a giocare al piccolo trotto, hanno sicuramente il possesso palla, ma Siena non ha problemi a difendere il risultato di 2-0 quando siamo al 23esimo della ripresa. La linea Vavarese. Ha fatto partire un diagonale troppo debole, la palla è stata deviata. Scusa Zennaro, è finita la partita di Siena 2, Vicenza 0, in altri termini Serie A sempre più vicina per la squadra di Conte.